Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Tentato femminicidio a Mister Bianco nel Catanese, picchia violentemente la moglie al culmine di una lite. La donna adesso è ricoverata in gravissime condizioni. Non incolpatemi per quel che farò, ha premeditato l'accoltellamento. L'11enne che a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, si è scagliato contro il professore, lo aveva annunciato su TikTok, il gesto forse legato a un brutto voto. Caccia al tesoro di Messina Denaro, Giacomo Tamburello, considerato il suo socio in affari, ha risposto al GIP. Caltanissetta, rifiuti interrati illegalmente per evitare controlli. La direzione distrettuale antimafia ha scoperchiato le irregolarità nella gestione della discarica Timpazzo, 52 gli indagati. A Catania si torna a sparare in via Palermo, esplosi 4 colpi di arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati i residenti, intensificati i controlli della polizia nei quartieri San Berillo e San Cristoforo. A Catania via i lavori per il piano da 50 milioni per rilanciare la zona industriale. Da metà giugno si aprono i primi cantieri per strade, sicurezza e decoro urbano. C'è un fenomeno social con la nuova influencer del quartiere di Catania, Chantal, caricatura perfetta della società su TikTok. È un esperimento di satira digitale realizzata con l'intelligenza artificiale. Calcio in casa Catania dopo l'eliminazione dai play-off, sono giornate di riflessione. Il patron Pelligri è rimasto in città per gettare le basi della nuova stagione. Bentrovati. Tentato femminicidio a Mister Bianco, un 53enne è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito la moglie. La donna adesso è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Garibaldi. La prognosi è riservata. Tonino De Mana. Ha brutalmente picchiato la moglie riducendola in fin di vita. Una donna di 49 anni ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Garibaldi Centro di Catania, dove è arrivata in codice rosso in seguito ad un tentato femminicidio che si è verificato in un'abitazione nella frazione Bersito di Mister Bianco. Sembra che l'aggressione sia scaturita al culmine di una lite. Protagonista un uomo di 53 anni che è stato poi bloccato dai carabinieri della tenenza di Mister Bianco e del nucleo radiomobile di Catania. A lanciare l'allarme sarebbero stati alcuni vicini di casa che avrebbero sentito le urla disperate della donna. Provvidenziale l'intervento delle forze dell'ordine. La donna è tuttora ricoverata in prognosi riservata a causa delle gravi lesioni riportate nel corso dell'aggressione tra le mura domestiche. L'11enne di San Vito Lo Capo aveva premeditato quando poi ha messo in atto. Su TikTok aveva postato una frase shock: non incolpatemi per quel che farò tra 4 ore. Sotto il post centinaia di commenti, di like, e poi in realtà si è recato a scuola con un coltello e ha tentato di accoltellare il suo professore. Sentiamo Laura Spanò. Una scritta, quella postata su TikTok dall'11enne di San Vito Lo Capo, arrivata a scuola con un coltello, che vuole essere forse una richiesta implicita di vicinanza, il bisogno di essere notati, supportati dalla propria cerchia. Aveva un piano e l'avevo annunciato sui social qualche ora prima. Non datemi la colpa per quello che farò tra 4 ore, aveva scritto, e in sottofondo una musica dal ritmo assordante. Sotto al post centinaia di commenti, alcuni di follower che sembra avessero compreso di cosa stesse parlando. Molti like e le frasi come "ci hai provato" o "buona fortuna". Solo la prontezza di spirito del professore ha evitato una tragedia, una ricostruzione drammatica, quella effettuata dagli investigatori. Il ragazzino, che frequenta la prima media, è arrivato a scuola alle 8. Prima di entrare in classe è andato in bagno, dove si è cambiato e ha indossato un caschetto da bici sul quale ha piazzato il cellulare. A quel punto si è avvicinato al professore di tecnologia e ha tentato di colpirlo. Il coltello, che ha la punta arrotondata, si piega mentre il professore lo disarma. Il docente lo blocca e si taglia lievemente la mano. Nulla di grave. Le indagini sono affidate ai carabinieri, coordinate dal procuratore per i minorenni di Palermo, Claudia Caramanna. Il cellulare del minore è stato sequestrato. I compagni, fino a quel momento ignari della decisione del loro coetaneo, sarebbero rimasti sotto shock. È confermato che l'11enne avrebbe registrato in diretta su una chat Telegram l'episodio. Il ragazzino non ha mai dato segnale di disagio né di contrasto con i professori, anche se stava vivendo una situazione familiare particolare. La madre non stava bene, il padre era assente e lui veniva seguito dal nonno. Uno scuolabus si ribalta dopo lo scontro con un SUV che procedeva a folle velocità. 19 feriti a Mazzara del Vallo. L'investitore era senza patente e l'auto senza assicurazione. Il ministro dell'istruzione Valditara sta seguendo gli sviluppi di questo incidente. Tonino De Mana.
Ha travolto lo scuolabus con l'auto in cui c'erano la moglie incinta e 5 figli, guidando senza patente e senza assicurazione. E il bilancio finale è pesantissimo: 19 feriti, 14 dei quali bambini. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Poteva essere una strage. L'incidente che si è verificato a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Lo scontro è avvenuto lungo la strada che conduce alla borgata costiera. Secondo una prima ricostruzione, attorno alle 14, un Nissan Qashqai che andava ad una velocità superiore a quella consentita in quel tratto, che è di 30 km/h, non si è fermato allo stop e ha centrato lo scuolabus, che si è ribaltato su un fianco. Sul posto sono arrivate in pochi minuti 4 ambulanze del 118. I feriti sono stati trasferiti al presidio ospedaliero Abele Aiello di Mazara del Vallo, dove è scattato il piano di emergenza. 2 bambini sono stati trasportati in elicottero all'ospedale pediatrico di Cristina di Palermo, e nel capoluogo siciliano è stata trasferita per precauzione anche la donna incinta, moglie dell'investitore. Solidarietà e vicinanza per l'accaduto è stata espressa dall'assessore regionale all'istruzione Turano, dal sindaco di Mazara del Vallo Quinci e dal ministro Valditara. Quest'ultimo è in costante contatto con il direttore generale dell'ufficio scolastico per la Sicilia per monitorare le condizioni di salute degli studenti e di tutte le persone coinvolte e per seguire gli sviluppi della situazione. Arrestate 1.335 persone, di cui 31 minorenni, e sequestrate circa 450 kg di sostanze stupefacenti, 111 armi da fuoco e 250 armi bianche. È l'esito di un'operazione a livello nazionale della Polizia ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del porto abusivo di armi. L'attività ha rafforzato il controllo nelle zone più sensibili per prevenire episodi di violenza anche tra i minori. Arresti in diverse città della Sicilia. Il tesoro di Matteo Messina Denaro, legato anche al traffico internazionale di droga, Tamburello, considerato il suo socio in affari, è stato interrogato ai magistrati ed ha risposto alle loro domande. Laura Spanò. Ha risposto alle domande del GIP di Palermo Antonella Consiglio, dove si è svolto l'interrogatorio di garanzia, e il narcotrafficante Giacomo Tamburello, ex commerciante di abbigliamento di Campobello di Mazara, arrestato dalla Guardia di Finanza di Palermo con l'accusa di reimpiego di capitali illeciti. Per i magistrati della DDA di Palermo sarebbe stato socio di Matteo Messina Denaro e della sua famiglia fin dagli anni '80 nel business della droga, riuscendo ad accumulare un patrimonio immenso. Dalle indagini dei finanzieri è emerso che Tamburello destinava al suo socio in affari Matteo Messina Denaro il 10%. La Guardia di Finanza gli ha sequestrato beni immobili, società, disponibilità finanziarie per 200 milioni di euro, che sarebbero però solo una parte del tesoro accumulato in latitanza da Matteo Messina Denaro. Tamburello, che ha già scontato diverse condanne per traffico di droga in Spagna e in Italia e che per motivi di salute era agli arresti domiciliari a casa della madre a Campobello di Mazara, ha preferito non avvalersi della facoltà di non rispondere. Nell'inchiesta sul tesoro del boss deceduto sono rimasti coinvolti anche l'ex moglie Maria Antonina Bruno e il figlio Luca, arrestati ieri a Malaga, Spagna, con le medesime accuse. Nei prossimi giorni il giudice iberico dovrà convalidarne l'arresto, mentre per l'interrogatorio di garanzia di madre e figlio si dovrà attendere l'estradizione in Italia. Beni per oltre 8 milioni di euro sono stati sequestrati dai militari della Guardia di Finanza di Messina nell'ambito di un'inchiesta della locale procura su una società attiva nel commercio di metalli preziosi, indiziati per frode fiscale con l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per oltre 33 milioni di euro. Sono 5 le persone indagate per dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e per emissione di fatture false. Secondo l'accusa, l'azienda e il suo rappresentante legale, avvalendosi di fornitori privi di reale capacità produttiva e organizzativa, avrebbero dato copertura contabile con fatture per operazioni inesistenti a numerosissime operazioni di approvvigionamento di argento e oro da parte dei fornitori effettivi del metallo prezioso di illecita provenienza, bypassando così i canali ufficiali. Rifiuti interrati illegalmente per evitare controlli, pesatura e tracciabilità è il cuore dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta sulla gestione della discarica di Timpazzo nel Gelese, un'indagine che coinvolge 52 persone. GR Italia.
Secondo gli investigatori accadeva soprattutto durante fine settimana e nei giorni festivi, quando nella discarica c'era meno personale in servizio e i controlli erano più ridotti. I rifiuti venivano scaricati e poi seppelliti direttamente dentro fosse create nella collinetta di Timpazzo, bypassando così i passaggi previsti dalla legge. Un sistema che avrebbe consentito di evitare pesatura, registrazioni e tracciamento dei conferimenti, garantendo un vantaggio economico alla società Impianti SRR, che gestisce la discarica comprensoriale di Timpazzo e il servizio integrato dei rifiuti in diversi comuni al Nisseno. A documentare tutto sarebbero state le telecamere installate dai carabinieri del reparto territoriale di Gela e del nucleo operativo ecologico. Le immagini, insieme alle intercettazioni e gli accertamenti investigativi, sono confluiti in un'informativa di centinaia di pagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta. L'accusa contestata è quella di traffico illecito di rifiuti. Secondo la procura, gli operai e i capicantieri avrebbero eseguito materialmente gli interramenti seguendo indicazioni precise arrivate dai vertici della società e dai responsabili della gestione della discarica. Al centro dell'inchiesta c'è l'ingegnere Giovanna Picone, amministratore unico della Impianti SRR, per la quale la DDA ha chiesto una misura cautelare. Coinvolti anche Giuseppe Bellavia e Salvatore Parlatore, tecnici della società, oltre ai responsabili d'area Angelo Collodoro e Salvatore Falduzza. In totale sono 52 gli indagati. La vicenda ha avuto anche conseguenze istituzionali. La Picone infatti era consulente del presidente della regione Renato Schifani per la gestione del sistema rifiuti in Sicilia e dopo la notizia dell'indagine ha deciso di sospendersi dall'incarico. L'ingegnere si è comunque dichiarata serena e pronta a chiarire la propria posizione davanti al GIP, che nei prossimi giorni dovrà decidere sulle richieste di misure cautelari. Maggiori controlli, più presidi, più telecamere. Sugli episodi criminosi avvenuti a Palermo la linea della prefettura è quella di continuare ad aumentare i controlli nelle zone più calde. Da Sferacavallo a via La Lumia. Nessuna intanto chiusura anticipata dei locali come si era inizialmente pensato. Marco Gullà. Sferacavallo, Villa Grazia di Carini, via La Lumia. Gli ultimi episodi criminosi fanno ripiombare Palermo nella paura. Ieri proprio a Sferacavallo la seduta della Commissione regionale antimafia. Lo Stato è presente e contrasta Cosa Nostra, un paradigma per imprenditori, associazioni e antimafia. Mi pare che c'è la consapevolezza che bisogna reagire in maniera corale. Non possiamo lasciare soli coloro che subiscono un'intimidazione. Ed è questo il messaggio importante, nel senso di dire che la Sicilia non può essere indifferente. Dopo la sparatoria di via La Lumia invece è stata scongiurata la chiusura anticipata dei locali come possibile soluzione per arginare il fenomeno della mala movida. Dopo alcuni incontri in prefettura saranno aumentate le telecamere di videosorveglianza e i presidi delle forze dell'ordine anche nelle zone limitrofe. Si è passati dalla preventivata chiusura anticipata e devo dire che qui le forze dell'ordine e l'amministrazione hanno subito compreso quelle che erano le nostre richieste ad una serie di misure aggiuntive ma comunque di grande impatto, come per esempio quella del divieto del consumo di alcolici sulle pubbliche vie e un impegno su una maggiore attenzione a quelle che sono le zone a vigilanza rafforzata. A Catania si è tornato a sparare, l'ultimo episodio in via Palermo. Desiree Ferlito. A Catania si spara ancora. Stavolta le pistolettate sono state esplose in via Palermo, nella zona vicina all'ospedale Garibaldinesima. A lanciare l'allarme intorno alle 22:30 i residenti che hanno allertato le forze dell'ordine. Sull'asfalto sono stati recuperati e sequestrati 4 bossoli calibro 9. Al momento non risultano feriti, ma gli investigatori stanno cercando di capire se si sia trattato di un'intimidazione, di un regolamento di conti o dell'epilogo di una lite degenerata, acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e ascoltando eventuali testimoni che potrebbero aver assistito alla scena o notato movimenti sospetti pochi minuti prima degli spari. Un nuovo episodio che si inserisce in una lunga scia di spari e violenza che attraversa diversi quartieri del capoluogo etneo e l'Interland. Nella notte tra il 19 e il 20 maggio a Lineri, frazione di Mister Bianco, 2 persone a bordo di scooter avrebbero aperto il fuoco, colpendo alcune auto parcheggiate. E ancora a San Giorgio, dove ad aprile sono stati esplosi 13 colpi contro una palazzina, in quello che gli investigatori non escludono possa essere stato un gesto intimidatorio.
Tra gli episodi più gravi anche quello di Via della Concordia, nel cuore di San Cristoforo, dove una lite davanti a una barberia è degenerata in sparatoria. Un fatto che ha portato anche a un fermo. Un'escalation che preoccupa cittadini e forze dell'ordine. Gli investigatori continuano a lavorare scandagliando immagini di videosorveglianza, testimonianze e rilievi balistici per cercare di fermare una spirale di violenza che preoccupa. Controlli a tappeto della Polizia di Catania nei quartieri San Berillo e San Cristoforo, droga, furti di energia elettrica e strutture abusive. Eva Spampinato. Blitz della polizia nei quartieri più difficili di Catania, da San Berillo a San Cristoforo, controlli a tappeto contro droga, abusivismo e furti d'energia. A San Berillo gli agenti hanno sequestrato diverse dosi di stupefacenti nascoste tra i muri in pietra lavica delle viuzze del quartiere. In via Carro, nell'area dei cantieri edili, identificate 35 persone, molte straniere. Una è risultata irregolare sul territorio nazionale. Scattata anche una maxi operazione di bonifica e pulizia straordinaria con l'intervento degli operatori della Gema. I controlli si sono spostati poi a San Cristoforo, dove un pusher di 27 anni è stato arrestato. In casa aveva hashish, marijuana e cocaina. Decisivo il fiuto dei cani antidroga, che ha permesso di scoprire il nascondiglio segreto. Nel mirino anche gli allacci abusivi. 3 famiglie avrebbero manomesso gli impianti elettrici per ottenere energia gratis, mentre in altri 2 casi sarebbero stati scoperti prelievi illeciti di acqua. Infine, in via della Concordia, rimosse 2 strutture abusive per la vendita di fiori, sequestrati 500 kg di ortofrutta senza tracciabilità e scoperta anche una sala giochi abusiva. Via ai lavori per il piano da 50 milioni per rilanciare la zona industriale di Catania. Da metà giugno si aprono i primi cantieri per strade, sicurezza e decoro urbano. Roberta Lunghi. Abbiamo una zona industriale che da un lato è una potenza di fuoco, dall'altro per la condizione che presentano le infrastrutture che dipendono dal comune è veramente un campo di battaglia. Da campo di battaglia a fiore all'occhiello. Sta per compiersi il passo strategico per il rilancio e la valorizzazione della zona industriale di Catania con il via ai cantieri per il rifacimento delle infrastrutture viarie e gli interventi ambientali che miglioreranno sicurezza, funzionalità e decoro dell'area. Tutto grazie al finanziamento di 50 milioni di euro erogato dalla Regione Siciliana tramite il Fondo per lo Sviluppo e Coesione. Per il presidente Renato Schifani, che ha voluto essere presente oggi a Catania, si tratta del mantenimento di un impegno preso. Stiamo mantenendo l'impegno nei confronti non solo della città ma anche del mondo produttivo di questa città, che è un polo industriale di grandissima eccellenza, e quindi sono momenti positivi che ho voluto condividere con il sindaco e col mondo confindustriale. Il piano prevede il rifacimento della rete viaria comunale, della segnaletica orizzontale e verticale, la posa di guardrail e dissuasori, il ripristino dei marciapiedi esistenti e dei canali di scolo, lo scerbamento e la nuova sistemazione delle aree a verde per il miglioramento del decoro urbano. Articolato il cronoprogramma. Si tratta di 5 lotti, 3 dei quali possono partire immediatamente, già diremo quali strade saranno interessate dai lavori che partiranno a metà giugno e c'è già la predefinizione dei tempi per quanto riguarda tutte quante le strade. Il Comune di Catania è impegnato nel coordinamento, realizzazione e monitoraggio per garantire il successo dell'intervento, che per il presidente Schifani sarà un elemento che andrà a completare il puzzle, così ha detto, di una Catania che cresce. Sull'emergenza idrica a Siracusa i residenti chiedono l'intervento del prefetto, che dovrebbe vigilare anche sul cambio di gestore da Siam ad Aretus Acque, previsto per il 14 giugno. Ieri sera intanto l'Assemblea cittadina, con la presenza del coordinatore regionale del Forum per l'acqua pubblica, Francesco Aloi. Trasparenza su tutto è la richiesta principale che il Forum provinciale per l'acqua pubblica rivolge ad Aretus Acque, che dal 14 giugno dovrebbe gestire il servizio idrico a Siracusa, subentrando a Siam. Noi non abbiamo condiviso la scelta di fare una società mista pubblico-privato. Noi avremmo preferito che la scelta fosse rimasta quella precedente, cioè quella di un'azienda speciale pubblica. Dopo il sit-in di mercoledì scorso davanti alla prefettura, i residenti del centro si sono riuniti in assemblea, anche per preparare la lettera da indirizzare al prefetto Armenia.
La loro richiesta è che sia lei a vigilare sul passaggio verso la società mista, formata per il 51% dai comuni e per il 49% da Acea. La nostra proposta che faremo al Sua Eccellenza il Prefetto è di sovrintendere lei tutta la fase di transizione a garanzia di tutti, dei cittadini, dei lavoratori e soprattutto della qualità del servizio. Soprattutto in centro città i disagi legati alla carenza idrica continuano e riguardano tutti, residenti, turisti e commercianti. Per fare il punto delle emergenze è arrivato il coordinatore regionale del Forum per l'acqua. La garanzia dell'acqua è una delle clausole principali di chi fa la gestione del servizio idrico integrato. Noi come Federconsumatori siamo disponibili per tutti i cittadini per contestare naturalmente i gravi disagi acqui. Il paradosso siracusano è che l'acqua manca non perché non c'è, ma perché si perde nelle tubazioni, logorate dal tempo. Adesso vi portiamo a scoprire gli orti della Susanna, un grande polmone verde al centro di Catania. Lorena Dò. Quel puntino che volteggia lassù è una poiana e questi sono i resti del suo pasto, un povero colombo. No, non siamo in mezzo ai boschi dell'Etna, ma al centro di Catania, quartiere Cibali. Il territorio di caccia è questo polmone verde di 18 ettari, gli orti della Susanna. Qui, sin dalla fine dell'Ottocento, si coltivavano gli ortaggi grazie ad un sistema che distribuiva l'acqua di una falda sotterranea. Veniva l'acqua convogliata e raccolta nelle gebbie, che sono questi grandi contenitori rotondi, e poi veniva lasciata cadere proprio per gravità dentro le saie. Parte di questi orti era a terrazza, delimitata da questi muretti a secco, un'arte antica dichiarata patrimonio dell'umanità. Un ecosistema ricchissimo dal punto di vista naturalistico ma anche geologico. Una finestra stratigrafica che mette a contatto le lave più recenti, che sono quelle del 1669, con la base dell'Etna argillosa che affiora nel centro dell'area. E di questa colata lavica, di questa sciara, a Catania sono rimasti solo pezzettini isolati, e questa è una tra le zone più importanti perché sopra negli ultimi 300 anni c'è cresciuto un bosco in maniera totalmente naturale. Come la timpa di Leucatia, anche gli orti della Susanna sono andati a fuoco. Guardate, qui tutte le sterpaglie sono annerite, c'è stato un giorno e mezzo di lavoro dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Da tempo un comitato studia l'area e propone la difesa di questa oasi nel cemento che racchiude sciara, natura e memoria, come una cava di ghiara. Quando voi a Catania vedete quei classici palazzi con le facciate rossastre, quella è tutta la terra rossa a ghiara estratta sotto le colate laviche dell'Etna. Tra il progetto di un importante asse viario che dovrebbe attraversare questo snodo, cittadini, associazioni, università chiedono di realizzare invece un parco urbano. Chiediamo che questa area, questi orti diventino un patrimonio pubblico. Il Comune di Catania ha già avanzato una proposta di acquisto ai proprietari, il consorzio Centro Direzionale Cibali, che da 40 milioni è sceso a 4. Adesso una breve pausa, a tra poco. Alla playa di Catania ha revocato il divieto di balneazione della foce del torrente Forcile. Il sindaco Enrico Trantino ha firmato l'ordinanza che revoca integralmente il precedente provvedimento, ripristinando ufficialmente le condizioni di balneabilità nel tratto di mare interessato dallo sbocco del torrente Forcile. La decisione fa seguito all'esito favorevole delle analisi microbiologiche effettuate dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania. Il campione prelevato il 28 maggio ha infatti evidenziato valori di enterococchi intestinali perfettamente rientranti nei limiti di legge. E adesso vi parliamo di un fenomeno social che sta facendo divertire ma al contempo anche discutere. È la nuova influencer di quartiere, Chantal, caricatura perfetta della società catanese su TikTok. In realtà è un esperimento di satira digitale realizzata con l'intelligenza artificiale. Eva Spampinato. Mancava la mammuriana fatta con l'intelligenza artificiale, mancava il disagio in IA. Lei è Chantal, tiktoker trash, influencer di quartiere, regina dei drammi familiari. Catanese doc, come il suo linguaggio.
Il verbo fando è corretto, ok? È il nuovo fenomeno social del momento e le storie della sua colorata famiglia appassionano il web. A mio marito Kevin non ci piace il nome della nipotina in arrivo, la figlia di Sharon, mia nipotina Suellen Swarovski, che ci voglio mettere questo bellissimo nome. Ma è tutto frutto della fantasia di un giovane content creator siciliano e della magia dell'intelligenza artificiale. E per intervistare Chantal non potevamo che raggiungerla all'interno della sua casa, occupata abusivamente, ovviamente. Lusso ostentato, divani dorati, arredamento in perfetto stile reggia neomelodica. Chantal è chiaramente una parodia, una caricatura estrema della provincia siciliana e della realtà veicolata da social come TikTok. Chantal è la caricatura di certi personaggi sui social che ostentano lusso pacchiano. Alcuni addirittura amano postare gli arresti dei propri cari e, come dicono loro, ingiustamente carcerate, come se fosse qualcosa di cui vantarsi. Il suo creator preferisce rimanere anonimo e rispondere con la voce della giovane nonna con l'outfit da fiction criminale, sperimentando anche le reazioni del pubblico che spesso non capisce che Chantal è finta. Gioia mia, c'è gente che crede che la terra è piatta e Chantal è il minimo. A volte poi la realtà supera la fantasia. Io invento una scena assurda e dopo 2 ore apro TikTok e ne vedo una vera ancora più assurda, va. Nata a giudicare per cui in gravidanza in piccola età. Magari io a diventare mamma quasi a 15 anni. E gioia mia, direi che l'hai fatto anche tardi. Uno specchio dolce, amaro e mammuriano della società siciliana su TikTok. Ancora una breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio. In casa Catania dopo l'ennesimo fallimento sono giornate di riflessione. Pelligra è rimasto in città, serve dare una linea per non ripetere gli stessi errori. Marco Carli. L'Ascoli, in fin dei conti, ha dato al Catania lezioni di coraggio, precisa identità tattica, scelte adeguate, ruoli definiti, programmazione. Andrà in B o meno, questo patrimonio non si perderà, mentre degli ultimi 3 anni del Catania, tranne la casa, Torre del Grifo, resta poco, se non il gruppo di giocatori, la maggior parte dei quali sotto contratto. Se di qualcuno o di tanti ci si vorrà privare, visti i compensi da squadra top, si dovrà incidere ancora sulle casse. Sembrava la stagione giusta, poi dalla sconfitta col Sorrento è saltato tutto. Il tardivo cambio in panchina e se la dirigenza parlasse potrebbe spiegare chi ha deciso di andare avanti. L'impossibilità dunque di arrivare all'allenatore che si voleva, Caserta, la scelta sbagliata di Viali, il ritorno a Toscano che, vicissitudine contrattuale a parte, sapeva di essere comunque al capolinea. Il frutto? Un girone di ritorno orribile, con 28 punti contro i 42 dell'andata. I gol subiti che aumentano, la solita scarsa verve davanti. Si può discutere delle 2 punte, dell'assenza di un piano B a livello tattico, ma adesso le riflessioni devono essere altre. I dirigenti, se le cose non funzionano si deve partire da lì e decidere chi può essere funzionale e come, rispettando il proprio ruolo, senza ingerenze in altri campi. Troppo spesso si è verificato. Il direttore sportivo, al di là dei nomi, Stefanelli è stato contattato, Varrà non è la prima volta che viene a Catania, è necessaria chiarezza e margine di manovra. Si deciderà prima della partenza di Pelligra prevista per inizio giugno. Poi verrà l'allenatore, la squadra e si spera una direzione. Se dopo il ritorno fra i professionisti si fosse deciso di seguire una linea anche di attesa ma programmatica e fosse stata dichiarata chiaramente, adesso forse non ci si ritroverebbe a pensare di aver buttato 3 anni. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.